abituato ad avere la cintura sulla sinistra, ho detto, ma dov'è la cintura? Sì, è vero. Che a te succede? Allora, riempi stem. Eccolo qua. Non si vedeva molto poco. A cagare. Non fai a meno di credermi. Fai a meno di credo. Guarda che gabba che c'è lì. Eh sì, su motorade. Basta usare l'aeromodella, amore. Bobby, ascolta, metto dentro le 2 pompe. I controlli li facciamo dopo. Sì. Tanto rullo, lascio dentro anche il paracadute e tutto quanto. Ah, ok. E facciamo tutto là, dai, ci muoviamo fuori dalle balle. Carle, buon pomeriggio, l'Indianza 656 rulla per l'attesa 1-1. Alfa 656 Carle ha ricevuto, richiamare pronto la partenza, numero 1, Cognac 1023. 1023 comuni 1, siamo diretti a Trento, Lima India Delta Tango, 2 a bordo, pilota Gentili, Indianza 656. 1023? Vedi il orologio giusto. Guarda che bello avere una superficina così, Porca miseria. Questa è una figata. Dove trovi deltaplani, aeromodelli? Tutto. E poi anche un ristorante, c'è tu. Ma E magari, c'è anche benino lì. magari ha orari di apertura più estesi del nostro. Sicuro. Siamo un aeroporto Esatto. più serio teoricamente. Prova. 1, 2, 3. Ok. Qua il punto attesa sarà là in fondo, ma non c'è il numerato, vero? Non Tu l'hai credo. chiamato 1-1, ma... Sì, l'11, no? 11 pensavo pista fosse 11. pista, sì. Punto attesa 1-1. Sì, sì. Non si chiama. Ah, c'è l'11 c'è lì ora. Sì, sì. Però pensavo fosse il nome della pista. Ah. Anche perché portare l'Erica 4000 a sto merdario qua? Vabbè, Sassi non c'è. Sembrerebbe. Vedo un po' così. E le talpe. Esatto. Allora, freni. Tutto questo l'abbiamo fatto, ci mancano i flappettini 17. Bravo. Voilà. Caldi, siamo caldi. Sì. Siamo in pressione, ce Sì. l'abbiamo tutto. Io direi che possiamo togliere il blocco. 2. Facciamo le pompe a domina che non abbiamo tutte. Sulla 2. Comunque sono entrambe elettriche queste pompe, vero? Non me letto. Ok. Quindi non c'è una pompa meccanica. Ok. Allora, Salvatore abbiamo già girato? No, non l'abbiamo girato. Giriamo sul più pieno. Perché già inserito a 50-110 abbiamo 82. Passo minimo e andiamo a fare il controllo a 4. Yes. Questo è già Treviso. Perfetto. Bene, allora la pompa 1 e 2 è dentro, A e B sono dentro, più o meno la bussola è allineata. Adesso comandi di
Allora. Il tuccio. Destro. Centro. Chiuso. Sinistro. Vedo. Cintura tu le hai? Sì. Io le ho. Para d'atterraggio. Yes. Guarda che getto, vedi queste nuvole, guarda che getto che ti fanno. Guarda che roba. Sono quota. Carle, Linea 656 in linea e decolla 1-1. 656 decollo discrezione 1-1, vento calmo. Kappa India 656, grazie. Tutto a posto? Yes. Tutto a posto. Allora andiamo. Yes. Ciao, ciao bimbo. Velocità viva, 50. Sul muso. Bien, senti imprestato. Pantaloni. Eh sì, ci saranno 6 km effettivamente. Sì. In bici mi sa che... Ti dico, io l'ho fatta con la Cinzia d'estate con 40 gradi, e la volta dopo taxi con l'aria condizionata. Porca di... Minata 656, decollo di 22, puoi contattare Padova 126425, ciao, alla prossima. Con Padova per ulteriori, ciao, grazie, dall'impianto 656. E noi invece non andiamo con Padova, No, noi andiamo togliamo... direttamente con Treviso. Esatto, togliamo il flap, andiamo a fare 2 numeri sulla spiaggia e Yes. poi andiamo via. Che panorama. Abbiamo un aereo proprio qua. Lo vedo. Visto. È il Savana, quello che c'era là. No, è bianco? Bianco e azzurro, il Savana, sì. Ah, sì? È decolato Quel qui. paesino lì è Caorle, quello lì? Caorle, questo è Caorle. Ok, Questo è quello lì, il campanile di Caorle. ok. Qua il porto. E boh. Ah, è gente con i piedi nell'acqua, cioè.
sono le giostrine anche, guarda. Flight plan menu, facciamo reverse flight plan e ci porta a casa. Esatto, fighissima. Infatti tu adesso prima giri verso nord meglio è. Esatto, adesso qua sul porto giro. Quelli lì sono già i primi palazzi di Venezia. Cioè, Da Mestre o... Mestre. Ok. Qua stiamo bassi finché non contattiamo Treviso. Ah, ma mi va benissimo così. È bello basso. Ah sì. Qua così è più bello basso che alto. Sì, sì. Caudella Gerimia 8709, entra in fase destra 1-1. Freddo. Quanto dà fuori? 10 gradi. Oh, con 10 gradi con i piedi nell'acqua. Ma... Veramente 10? Cazzo 10? 10. 8709, finale 1-1. Guarda qua balle, ecco, qua atterrare non sarebbe per niente sano. No, no. Anche quei fossetti lì di mezzeria sono rompicazzo. E ci togliamo il cazzo dalla pista che è proprio qua. Ciao Carl. Ciao Carle. Guarda qua. Yes. Bella, fammela riprendere, dai che gliela mando. Se ce la faccio, guarda qua. Bravo. Oh, sentiamo Treviso cosa dice. C'è? Treviso, buon pomeriggio, dall'India Alfa 656. Non è Caorle questo? 20... Era 120. Buono. Ok. Io. Treviso, buon pomeriggio, India Alfa 656. India Alfa 656, Treviso, buongiorno. Buon pomeriggio a voi, di nuovo con voi circondato da nave superficie di Caorle, diretti a Lima India Delta Tango, tra il giro avanzato, 2 a bordo, 5 ore di autonomia. Siamo a 1000 piedi con richiesta di salita a 6500 piedi, faremo San Polo di Piave, poi anche un diretto su Asiago, India Alfa 656. Ricevuto dalla presente, procedere diretto San Polo, salite a 6005, il QNH 1022 e ci conferma 2 a bordo? Conferma 2 a bordo, dalla presente San Polo in salita per 6500 piedi su 1022, Alfa 656. È corretto, e abbiamo il contatto radar sul 4213, apriamo l'abbreviato ai 30. Abbreviato ai 30 sul 4213 Alfa 656. Molto bene. Allora andiamo via come i line. Bravo Papa, ora si può spostare anche su San Donato di Piave. Su Piatto, grazie, India, bravo Papa. Allora ci ha autorizzato a 6005, vedi? Sì. A 300 piedi al minuto intanto. Ti dice noise up, quindi vuol dire prima e dietro. E boh. Ma come hai fatto a dirgli il target 6,5? Qua. Come fai a darglielo? Qua. Fammi vedere. Fai adesso ancora su 200-300, fai qua. Ok. E sì. Ok, adesso l'otolino ok, perfetto. Quello diventa il target
E Quindi è dato a 300 di salita. Salita, infatti. Piedi al minuto, ok. Più o meno ti regoli con la velocità. Sì, beh, chiaro. Se gli dai 800, vai a 69. Ma lui ci ha detto di riportare San Polo o no? Sì, sì, di procedere diretto a San Polo. Quando ti dice così vuol dire che devi riportarlo quando sei arrivato. Porca miseria, possibile che non lo trovo più San Polo. Proprio su Prua ce l'abbiamo. Sulla vecchia rotta, uguale. Ma la rotta a tornare indietro. Perché me la gira da un po'? Dico verso Prua, la Prua è lì. Facciamo verso rotta, dai. Allora, San Donà di Piave. San Polo è quella lì, perfetto. Qua guidiamo a occhio 6 primi, 7 primi, 13, direbbe. addirittura, forse perché siamo in salita, Sì, però è no. decente. Boh. Sì. 13, quindi in teoria è 45 dovrebbe essere San Polo, vediamo, stimato. San Polo. Facciamo già scritto. Stimato e qua facciamo il riporto. Ok, guarda un po' fuori, di foschia. Ogni tanto bisogna ricordarsi di guardare fuori. Sì, va là. Così. Zacchi. Zacchi. Comunque anche se riprendere qua non è male. Scherzo. Me lo immagino col turbo sarebbe perfetto. Ah, non avrebbe uguali. Perché a un certo punto vai in quota senza problemi. E comunque ci vai, fino a 11.000 vai tranquillo, Ah sì, ma infatti. Però Diciamo che da comunque noi ci dà quel... ogni tanto da noi serve. Quebec Tango, now number 1, 9 miles from final, confirm stop. Establish Ryanair for Quebec Tango. Vai a mio. Roger, contact tower 1187, bye. 187, ciao. Buon essere ciò. Ryanair era questo. Sì. Cioè guarda Alex, guarda che roba. Vedi che parte da là, Sì, sì, e guarda. fa tipo sembra un jet stream. Si sfalda qua poi. Che roba. Comunque qualcosa sta arrivando, perché Probabile. questo preannuncia un fronte caldo secondo me. Sì, sì. Ci sta, ci sta. Però guarda che roba sto getto che... Torona. Infatti, Non sarà 20.000 piedi? ah, calcola che quelli sono dei cirrocumuli. Quelli lì sono cirrocumuli, quello è ghiaccio. Quindi lì sei sopra i 18-20.000 piedi sicuro. Ah, già. Anche di più forse. Questa invece, questa qua è più bassa, quello è tipo uno strato, no? Certo. Comunque quote per noi Direi. inarrivabili. Direi di no. Guarda le Dolomiti, là, cioè, puntando là ti fai tranquillamente Pali San Martino, Marmolada, è là così, Vedi, San Martino, Cadore. Facciamoci un selfie dai Alex. Con il telefone? No, guarda. Vai. No, aspetta che chiudo l'occhiale perché sennò sembro troppo spiegato. Che palle. Cheese. E vai. Sei molento chi invece... Sono molento.
Dopo se arriviamo a Asiago, Bali, voglio vedere se non tiri. Allora, qua siamo sopra San Donà di Piave. Ok. San Povo me lo dà stimato il 45, siamo in 36, 9 minuti ancora. Giù in pianura i fumi, sono su dritti come i pali. Non c'è niente proprio. Zero. E qua ci stima 13 nodi. 13 nodi frontali, potrebbe, Sì, sì. Però con tutto il bene che posso volere a questa gente che vive qua e ha il mare e tutto, ma vuoi mettere, cioè lì c'è il paradiso, certo. qua c'è la vicinanza al mare, d'accordo, però non c'è storia. No. Dopo per amor di Dio gusti, Dopo guarda che un po' è bello anche il mare. Un po' però. Sì, ma mia dopo dei lì Basta. Meglio le ultime Maldive che abbiamo fatto 13 giorni. vabbè, Adesso mignona. Dopo una settimana ti fai a testa sui muri. Ho fatto il brevetto da sub. Il primo e il secondo livello, mona. Dopodiché ho detto basta. Cosa devo fare ancora? Che cazzo devo fare ancora? La cinzia basta che gli dai uno sdraio al sole e la puoi lasciare lì tutto il giorno e la trovi la sera lì uguale come l'hai messa. E io non ce la faccio. Porco Mi Dio. annoio, mi viene l'ansia, poi devo fare qualcosa. Per esempio a me piace quando vado in ferie così, prendere un'imbarcazione e andare col motore. Certo. Allora dai, però una giornata fai, mezza. Sì. Non è che ti fai tutti i giorni a parte che dei soldi. Già. Allora 3100 piedi, sempre in salita a 300, sempre 100 nodi, quindi lasciamo. Sì, sì. 10-22. San Polo, vedi che sta arrivando. Potresti salire anche a 90 volendo. Sì. Vabbè, così però in teoria arriva prima, quindi è il giusto compromesso. Così è giusto. Il fumo lo vedo Qualcosina che di viene verso di noi e verso il mare, quindi qualcosa c'è. Qualcosina c'è adesso. Sembra un nord-ovest. Il nord è qua, è quasi a ovest, vedi che guardalo? No, il nord è tanto in là, cazzo. No. È lì, è lì. Sì, lo facevo un po' più di qua. Vedi che viene verso di noi? È vero? Quindi c'è più ovest in pianura, ma l'avevano detto, Sì. l'avevano previsto. E come saliamo diventa nord. Quindi fa così, c'è una fascia così. Poi hai visto che fascia che viene giù? Madonna, ma guarda, che roba, ma che roba, buona. Fa quasi nero, guarda che roba. No, ma fa paura, vecchio, Mamma mia, che cos'è? Vedi che te lo dice quanto strumentino furbo? Che stai attraversando Città di Viano. Me l'ha sempre detto fino a... Sì, ho visto. Però la Viana è chiusa, Quindi fa treviso. Però è bello, Buona. Ti avvisa proprio prima di entrare, no? Certo. E se faccio punto di domanda? Come darti, credo, i dati? Ah, guarda, la vertical. Da 2000. Vedi, sotto i 2000 potrei passare, carica. Vabbè. Però, sì, perché forse essendo chiuso potrebbero contemplarlo. Però, comunque, non saremmo stati controllati a passare sotto. Cioè, No. se vogliamo fare una roba fatta bene. Già.
cos'era l'altro? Ti riporto Pieve de È qua, guarda. Adesso puoi riportare. San Polo, ma l'altro è Pieve de? Ah, non è detto San Polo, il tipo, Sì, sì, L'ho sì, scaricato. non ho il Ah, prima te lo dico subito. Prima avevo Pieve del Grappa, Pieve del Grappa. che è un po' oltre dopo. Servizio di Delta 656, riporta la verticale di San Polo, 4300 piedi in salita, ora direzione Fogo del Grappa, Delta 656. Piede del Grappa. E sei capiti? E sei capito. Comunque siamo arrivati 3 minuti prima dello stimato. Ah, vedi? Allora, sinistra. Poi. Vedi quando giri, la freccetta di allontanamento Perfetto, sì. la allinei Alla rotta. e lui ti fa virare. Però se ci fosse scarrozzamento lui te lo simula o no? Lo fai tu, c'è esci esatto. e lo raggiusti. Sì. Ok, C'è anche la modalità che ti segue la riga, ti segue la rotta. ok, ok, vabbè, ma anche a massa. E allora ti aggiusta anche lo scarroccio, però Vabbè. Comunque non ci ha risposto il tipo, eh? ci ha detto ok, velocissimo. Ah, ok. Quindi noi riportiamo a Pieve? Pieve? Eccolo qua. Guarda cosa ti dai stimato? Allora, qua mi Tra dice 4 10 minuti comodi. 15. Quindi stimato 15,58. Allora, Pieve del Grappa stimato ai 58. Riporto, vediamo, sui 43. Tramonto. Che figata. Guarda che roba adesso. Ma che è un privilegio volare così, Porca miseria. A me piacerebbe, per cui mi piacerebbe avere l'aereo mio, perché piacerebbe unire l'utile al dilettevole, cioè l'utile. Il dilettevole al dilettevole, cioè diventa dilettevole al quadrato, no? Praticamente dire, boh, pianifichiamo un bel giro dove facciamo delle cose anche, no? Quindi, come dire, oggi siamo qua, andiamo dopo da lì partiamo, andiamo un altro po', cioè facciamo un bel giro. Certo. Dopo l'ideale sarebbe come c'è un tipo che io seguo su YouTube, che è un americano, Sì. che quando va in bagno a fare i bisogni grossi escono banconote da $100, no? Ecco, vedi? Allora lui ha un Cirrus da $1,5 milioni per capirci, e volo strumentale, quindi ossigeno, e lui vedi che gira gli Stati Uniti come se fossero come noi da Trento a... Sì, sì, via. È una figata perché lui fa dei video molto belli, montati molto bene, che vedi quello che fa. E praticamente l'hanno intervistato e lui, siccome ha un business che non ho ben capito cos'è, legato comunque alle vendite online, quindi è uno che viaggia anche per affari, cioè lui gli piace tantissimo volare. Ma lui si muove e dice io ho una riunione a 4.000 miglia, ci va in volo Certo. e risparmia un sacco di tempo così facendo, no? Poi col volo che ha lui, strumentale in IFR, vola in quasi tutte le condizioni, cioè ha volato robe che non vedi. Ma certo. Notte e giorno gliene frega un cazzo. Anche di notte sì. Ma anche con meteo miranti, cioè nebbia, passaggi tra strati di nubi, cioè lì è un livello superiore rispetto a questo. Però sai che figata, Per ora. già è bello anche questo panorama qua, Top da santa, oh. Guarda che roba. Mamma mia che spettacolo.
Piave, quindi noi siamo passati così perché il Piave girava l'intorno prima, fatto così, infatti la rotta è questa. Guardaci qua. Abbiamo il riporto il 58, come? Guardaci qua. Esatto, e guarda le linee, quant'è di quota? Non riesco a prenderlo. Sarà 100 miliardi di 41.000 piedi. Però guarda, Sarà quello lì. No, sto. I nostri fratelli maggiori. Cavolo di linea. Noi siamo a solo 6.000 piedi. Però guarda che vista, ragazzi. Ma tu ti rendi conto quando si volava con le carte aeronautiche sulle gambe, Non ce l'ho ancora. il regolo aeronautico? No, scherzo. Cioè, guarda cosa abbiamo adesso, Col cioè, cronometro. col cronometro. Quando arrivi sul target azzeri il cronometro. Tac, riparti. Certo che noi Adesso siamo veramente abbiamo... esagerati. Non è troppo. Siamo viziati, zio cane. Dopo c'è più sicurezza obiettivamente. Ma credo bene. Però... L'importante è che non cadi mai l'attenzione Esatto. su tutto il resto. Esatto. Perché se ti fossilizzi troppo sulle macchinette elettroniche, No, poi no. dopo non riesci più a atterrare, non riesci più a Bravo. virare, capito? Ma infatti guarda che per me è molto importante, guarda, cioè soprattutto nei circuiti di atterraggio, guarda fuori, Certo. devi sentirli gli assetti. Guarda l'aereo questo qua come ce lo vediamo scheggiare qua davanti. Yeah, passa 56 Treviso. Eccolo. Avanti, saluto Paniglia Alfa 656. Si colleghi con Padova, informazioni 124 e 15. Padova 2415, grazie. Paniglia Alfa 656. Adesso preparati al bordello. Ma non li chiamo mica. Ah no? Qui non riportiamo piede. No, perché c'è già Sta bollati. tolti dai coglioni. Probabilmente non romperemo più le palle a nessuno qua, no? Esatto. No, in realtà fino a qua dovremmo stare dentro il loro. Sì, però lui avrà detto ormai qua siamo fuori dai Ciao. suoi Dagli avvicinamenti. avvicinamenti, esatto. Roger, continua along your route, I call you opportunity. On information India 9728, good evening. Jamaica 6 Tango, report Qualche roba, guarda che panorama. Mamma mia. 11 nodi in Paganella. Cazzo, sono sempre stati più di 25 da ieri. 25-30 nodi. Ma infatti era in calo in serata poi. Ottimo. Quindi è arrivato a 6.500, stabilizzato E aumenta. e in aumento. Delta 637, richiamate soave. Richiamerò soave, mi alzerò a 2500 piedi e chiedo il coordinamento con... Dov'è il flight time? Non lo vedo. il CTR Devi togliere Ah, ok. così, lo vedi. 28, quindi 30 il switch fuel. Padova, Oscar India, nord del Nord di Chioggia. Ecco, November Oscar India, ricevuto il posto... Quindi pieve e poi dopo costiamo leggermente a destra per Asiago e via. Possibile nord di Comunque guarda che occhio. November Oscar India. La becchiamo, Cosa becchiamo? Becchiamo le nostre montagne. Riportare direttamente su di Legnago. Così no, fino a casa no. No, dico occhio, Sto cercando di individuare quelle là, quella giù. Ah, dici... Occhio di navigare individuare. l'occhio, Quella là mi sembra laggiù in fondo la D'Amelio. Brenta là a destra, dove ci sono le nubi. È vero? Vediamo se è quello. Sì, sì. E quindi noi già a occhio sappiamo di andare là. E Asiago è là, Trento è un po' più di là. La Trento è un po' più su. Sì. Quella là è la D'Amelio e Brenta è un po' più di su. Adesso vediamo. Può contattare 124 925 Milano informazioni. Guarda Alex. Porca Dio che bello. Col sole. India 9728 Padova, go ahead. We need you 1022. Switch for time.
Posso stare un pelo? Vai, vai. 1500 feet, moving 2000. Next reporting point will be with Legnano inside. Avanti destra 777 su Buvolenta 1500 piedi, salita 10.000 per cavalcare le colline Colliuganei, chiede eventuale coordinamento con la CTR di Milano Radar per la superficie scanigera. Lui sosteniamo insieme. India 90728, conferma 1500 feet along your route and report Legnano. Avevo sentito bene. Aveva Legnago in sight, in vista. Vista, esatto. Anche inbound, sì. Vado di destinazione. Diretto, esatto. Movimento Legnano. Guarda che roba. Usa bene. India 978, report movimento Legnano. India 978 stand by. Other information here, Bravo 916. India 978, estimate Lagnago 18 next hour. Che vede il grappa qui sotto. Copy 18 next hour. Bravo India Delta 777, lasciato Buvolenta. Dove adesso cambiamo la rotta così. Esatto. Estimo tra 11 primi. Sarà I 3000 piedi. quasi 360, sarà 300. 300. Reporting Legnago in 2 minutes, we're able to change frequency 119er decimal 76. Roger, out of space for next time, so. Allora, informazioni, India Mike Uniform November Golf, lasciando Comanche, inbound lungo 1200 piedi. India, macchina sul November Golf ricevuto dopo il ritmato di Lugo. Io qua farei qualcosa comunque. Anche magari una guarnizioncina, perché di lì è molto meno che di qua. È vero. Credo che in passato già abbiano provato ad sì. aumentare la guarnizione, però con scarsi risultati. Buongiorno. C'è uno spiattone vecchio. Metto qua mia moglie, ma ne... arrivo giù che la cervicale. L'estate è comodo, l'inverno... L'estate sì, però. November copiato l'H1022 Ovviamente qua arriverà qualcosina. Oggi abbiamo 25 nodi. Da nord-est. Nord, est. Poi stiamo anche 27.000, sai? Se vuoi stare proprio fuori dalle banche. Sì, potremmo, però. Sto giusto pensandoci. Anche un po' di più. Anche 7,5. Cambio con la locale 1-2-10-45-0, grazie, ciao, buona giornata. Oscar Zulu con la sargento verso Quella Straniera 500. è Bassano. Andiamo? Vedi che... Quello no. Cioè Bassano è sotto, però... No, ma è Bassano, il quello di Bassano, quello lì. sì, Un punto di porta di Che... Romano De Zellino, siamo sopra, quindi per forza. Sì, questi qua sono I colli sono questi, no? No, certo. Quello lì è la cima, nel grappa. Non capisco se è su che... Cos'è quello... Dovrebbe essere il monumento dei caduti, quello lì. Ah, ok. È una scalinata che va su dritta così, guarda. Esatto. Zulu Eco, copiato 3005, traffico rotta opposta tra i 2000 Quello lì è il monumento dei caduti del Monte Grappa. lasciato Questo è il grappa. Copiata anche Puoi star ferma Aria che sto facendo il filmato? November 579. Io po' niente, oh, non può, e mi lascia, ma che bello. November 579, Golf Zulu standby. November 579 Golf Zulu, go ahead. November 579, Golf Zulu, Papa 28 Sierra, con 4 persone a bordo da Asiago, Boscomantico, senza piano. E in questo momento ho lasciato l'altro piano di Asiago, 5 Controlla un attimo il... 5 riporterà a Boscomantico. 5.000 lasciato Asiago. Va verso Bosco. November Golf Zulu, copiato l'H1022 e lanci parasostiene la sua rotta. Castellini. 1022 l'H, copiato e lanci sostiene, sarà Asiago, Boscomantico diretto. Asiago vostro Copiato, quanto? richiamati con Boscomantico in vista. Sarà November 579. Ma noi siamo in contatto con chi? Nessuno, comando Padova. informazioni. Sulla 24:15, sì. E c'è scritto Roma. Sì, Vabbè, sì, a volte sbaglio. comunque... Vabbè dai, ce n'è qualche comunicazione interessante.
Ah sì, Questa ti è stata utile perché certo. e anzi sostiene adesso che comunque sono là e qua c'è l'aria. Sarebbe anche interessante vedere se vediamo l'aereo che lo lancia, perché dovrebbe andare su molto alto, 10.000 piedi, 12.000 piedi. Sì, sì. 9728. Yeah, 9728, for information, go ahead. Position and altitude. Altitude 1500 feet on QNH 1022 and position standby. Sembrava lanciato. Invece no. Yeah, 978 East Bovolenta. Oh, lento, l'ho già sentito. For information, India 978, did you copy my message? Negative, go ahead. My position is Ebin East Bovolenta, 1500 feet. Ciao. L'ho già sentito. Bovolento è sotto Verona. Legnago. Full report reaching Legnago, India 978. Padova destra e Colima, Charlie Zulu. Destra e Colima, Charlie Zulu, go ahead. Padova destra e Colima, Charlie Zulu, Mike Sierra 235 from Lugo to Montagnana, 2000 feet leaving Lugo. Lulu. Roger. Sarà la piena di Asiago, l'aeroporto è là. Montagnana inside. 1022 e we report. Noi prima siamo passati Allora vedi che era giusto. più di là. Quello è l'Adamello. Quello da Mello, sì. E Brenta è quello lì subito a destra. Sì, Paganella, lì Ci su. siamo, ci siamo. Non vedo Asiago, ma perché c'ho sotto Sotto, uso sì, probabilmente. sì. Vuoi comunicargli qualcosa? Cosa siamo? No, siamo a 7003 di Regno. Eccolo lì. Cioè vedo il paese ma non vedo la pista. Ah, eccola là. Ecco, Lima Charlie Zulu e può lanciare su Lugo e lanciare Magari ci togliamo un po' da cazzo. Su Lugo e su? Su Lugo e su Ferrara. Banco. Ti... Ah, dove ti becca anche fino a Ferrara? Sì, sì. Pensavo ci fosse Milano. Milano fa più la zona Brescia. Brescia-Milano, Novara. November 714 Victor Uniform Jose, Quinich is 1022, position and altitude. 1022 Venezia and position is 40 miles southwest of Bolzano in flight 125 CFR. South-est of Bolzano, che parla con Padova. November Victor Uniform, report your route. 2 gradi esterni. Next is Bolzano, then Siliano and Salzburg. Non so il tedesco comunque. November Victor Uniform, Orribile. which point Ma che do you belli cross con le gioche di luce. Madonna. Bellissimo. Yes, stand by please, November 4 Victor Uniform. Allora, fammi vedere. Cioè, Asiago è qua, quella è la montagna che facciamo, entriamo di così di solito. Esatto, io Quindi lo tagliamo così e arrivi già sul lago di Levico. Sì, dovremmo sboccare su Luserna lì da quelle parti. Se non erro, questa prima montagna, quella che è lì sulla sinistra, è quella di Folgaria per capirci. Sì, bravo. E la Marzola è quella lì a destra. O la di Golana? No, la di Golana è quella lì, perfetto, la Marzola è quella lì. Oh, boh, guarda, lì siamo lì dietro. Oh, yeah. Vediamo cosa ti dai stimato il tempo da adesso, Trento? Me lo dai in... November Golf, posizione bisogna fare la somma. Beh, 1 ora e 06. Il total remaining. Ah no, non è partito, vedi? Ah, ok. November Golf, siamo a 700 piedi, stiamo risalendo direzione Lugo, siamo a 9 miglia dal campo, estimato a... Potremmo fare navigate, guarda, flight plan. Mattarello Può navigate. contattare la locale 119 decimali 655, noi chiediamo il contatto No, di perché c'è sul piano di volo. November 7 4 Victor Uniform. Facciamo Cross the Italian clear flight border plan. in Denver Ok. at 153. Un direct su Trento. And it's change for Delta, November Victor Uniform.
Affirmative, that's S1. Yes, an estimate. India Mike Uniform November Golf, mi ha copiato 119 655. 9 primi. Io ti metto la 130 in ascolto. 9 decimali 655, Tanto, la prossima, grazie. dopo la prossima che mettiamo è Trento, no? Quindi... Mi dà 9 primi restando così. Ah, vedi. Madonna, da qua 9 minuti solo? Restando così sì. Madonna. Trento mi pare impossibile, onestamente. Sono i 03. Proviamo. E 9 e il 12. E il 12 è stimato. Mi pare impossibile dopo. Sì, vabbè che è lì, però... Sì, beh, oh. Sto. C'hai tu i piedi? Però ce l'ho. Ok. Qua normale, ma stai scendendo? Ma no. Con il pilota automatico a 7004. Si scende perché abbiamo preso un po' a salire. Padova, informazioni, buon pomeriggio dall'India Delta 682. India Delta 682, buongiorno. Ma sì, quella abbiamo lasciato, no? Qua, è lì. Quella montagna dove entriamo è quella. Sarragosto con lato da Siena diretto a... Ah, guarda lì, allora quello è il Pistilevico. Brescia, via superficie. Questo qua, davanti. Sì. Quella punta lì. Piedi in E giri dietro c'è il lago di Leo. Chiede se è possibile un coordinamento No, bravo. via... Me lo dai un attimo? Vai tu. Dai, non faccio niente di strano, No, vai. Castel d'Azzano. Devo dare un'occhiata. E poi il punto Pilus. Sto versando qua. 682 riportate uno stimato e una quota su Soave. Quello lì sulla cima è sventato? Spazzato. Hai visto che roba? Certo. Quanti quanti abbiamo? 37 no. 7. Ci dobbiamo restare in quota fino là. E poi dopo giù. Bravo. Sì, è roba svolazzamento. Sì. Ma di brutto. Riporterà Soave. Infatti insomma se la fai in quarta montagna Ah, sì. Padova India Delta 637 Soave 2500 piedi. È vero. India Delta 637 può contattare Milano 135. E lo vedi proprio muoversi, hai visto la neve? 135 decimale 9 per Milano, India Delta 637. Eccola. Buongiorno, alla prossima. Ce l'ho. November 7, Ah, non 57, no, November 579 Airport contact Bosco 125 255. 125 decimal 255 with Bosco Magico Radio, November 579. Infatti volevo chiederti, temperature? Lasci aperto? Cominciamo a chiudere un po' in vista della discesa, così le prepariamo caldo. Faboc 3000 piedi, chiederebbe un coordinamento con Milano. Comunque anche scendere. Milano Radar. Ah, non te l'ho messo il monitor. Su Adesso possiamo proprio anche fare così. No, dopo ho rotto il cazzo. Direttamente con Milano 135 9, ciao. Dite che bello. D'altronde tu calcola che tutto quello che vedi in ombra si raffredda di brutto. Certo. Quello che è il sole è ancora scalda, Quindi l'aria si muove. più mettici 30 nodi di no. Montaggio di Alfa 656, Lucerna 7500 piedi, in discesa diretto a Trento. Lago? Sì. Guarda che come passiamo lì, cominciamo a scendere, vecchio. Vabbè, sì, Dopo, considerando che c'è vento, contà che da 37 Io nodi. farei la Passiamo bravo. No, dal novembre 1. Sì. Non novembre, ecco, il novembre ecco sbagli, Facciamo lunga e giriamo di là. Cioè tipo da dicembre per capirci. Oppure un novembre alto, però se lo fai alto poi devi Dopo, come vuoi, cioè, Sì. però a te non entriamo dall'eco perché No, dall'eco no. 38 nodi. No, Se vedi il lago, vedi com'è è spazzolato dal vento? Guarda. sì. Quindi Qualcosa. c'è anche giù. Cominciamo a scendere? Sì, togli un po' di motore. Prendilo pure, Ok. Prenditelo pure. Ok. Comunque quando è mossa è meglio andare alla VA anche scendendo, Certo. Non di l'altra volta l'ho messo a 140 e diventa troppo cattivo, No, scherzi, sei già fuori. E come ho sentito le botte, boh, ridotto. Guarda, l'arco giallo sempre. No, Solo in verde ero. Sì, dico 130, l'arco giallo, scusa, 130. Se vuoi fare i 140, solo ed Aria esclusivamente calma. in aria calma. Sì.
problema dei 140 e non è tanto andarci, è che se prendi la botta ai 140, Certo. quindi se sei in area calma e arrivi in un sottovento in un qualcosa ai 140, prendi la stecca ai 140 Esatto. verso le ali. Sia la struttura dell'aereo Fine. e sia te fisicamente anche la senti, puoi battere secco anche. Sì, direi di sì. Valsugana è tutta in ombra. Guarda come è tutto in ombra. Che bello. All'imbrunire. 37 nodi, puttana. Guarda, vedi che bella discesa, 20 e 86, tutto chiuso, questa è perfetta come temperatura, così è proprio Sì. perfetto. Anche Il motore bello dentro, non hai velocità eccessive, No, perfetto. scendi a 400-500 piedi al minuto, Perfetto. 85, anche sotto il 20 è meglio non scendere di mappe, no, sono sicuro. No, se non vuoi, non vuoi raffreddare il motore. Certo, Perché io l'ho messo una volta 1.5 e ho preso. sì, Io parlo d'inverno ovviamente. Cioè. sì, l'estate cambia tutto. Sì, ti invoglia, no? L'altro volta ho detto ma dai, entriamo del 4 stecche. Però prevenire è meglio che curare. Vabbè. Valsugana. Quanto abbiamo di ground? Quello vediamo qua, 114, più o meno siamo quasi a vento zero, 112, no, però c'è la 26 di là. E a 17 di differenza, Sì, no? è vero. Un po' 15 adesso. Però te ne stima 26 di così. Per la componente anche laterale, no? È un nord-est, cos'è di gradi? 24. 24. Nord-est. Perfetto, scena così. Ma Ha chiamato l'aria, eh? Ma no, ha detto un nome. C'è qualcuno in ascolto, ha detto? Sì, però ha fatto un nome prima. Ma ci vuoi dirgli che ci siamo? Sembrava lontano. Verso 5 virando in base 3-3. No, qua prendi robe dal Sì. No, no, TikTok, perfect direction, faccio un po' di pressione, skipping welcome. Sono gli assimilati per partenza. Per sicurezza te lo lascio nel mano. Comunque. Se avessimo fatto un grid, come lo vedi lui, Abbiamo ancora 2 minuti per arrivare a Trento, quindi vedi. c'era. vedi? Poi lui ha calcolato proprio la lista. Sì, chiaro. Vedi che alla fine era giusto quello che prende, la bella era quello puntone che vedevamo, eravamo giusti. Pallone. Alle 3 c'è lato destro, Pelle destro 3 libero verso basso. Se vuoi segni anche nel novembre, stai su questo lato qua. Infatti siamo molto alti, quindi potremmo tranquillamente farlo. Meglio dentro da qua, che così non siamo sull'influsso. Esatto, stai su. Come si chiama quella montagnetta lì? Il Kegul? No, Il Kegul è questo. questa qua, il Kegul. Questo. È questo proprio? Parti dalla Marzola, scendi, il punto più basso è il Kegul. Ah, ok, non è quella punta lì. C'è un altro cazzo di nome che non mi ricordo. E quella lì c'è un nome, quello lì è il Calisio. Calisio quello là, sì. Questo non mi ricordo. Passo il Cimirlo e questo qua sotto. Certo. E poi vai sul... L'ho fatto una volta a piedi, Io. Non sono le mie zone. Però con questo mio amico andavo. A piedi 2 anni fa abbiamo fatto, partiti da Trento Duomo, Sì. fatto tutta la città dentro, su di qua, giù di là, Pilazzano, quindi Povo, tutta la parte così, attraversato su fino al lago di Santa Colomba. E la madonna, quante ore c'era tutto il giorno? Ma a pedalare, Ma Forrest Gump. a pedalare. Tutto il giorno siamo arrivati di Guarda un po' te. Vabbè, tornando a noi. Ma sai che anche a me l'altra volta siamo... Sì. Appena sbuchi ti becca. Dentro Stadio Hotel, pronto alla partenza, lato destro 36. Ci sentiamo anche lei. Uniforme Stadio Hotel, lato destro 36, libero per la partenza, vento. Vento calmo in pista. Seconda, lato destro 36, via Uniforme Stadio Hotel. Alfa 5 6 30, avanti.
12.30 di Alfa 656, ultra leggero avanzato, 2 a bordo, Dakar, avio superficie a voi, sono vento Eco a 4.800 piedi in discesa, vi chiediamo informazioni per la ricevere. Alfa 656. Alfa 656, la 36 la preferenziale, vento e calmo, il cognac 1024, riporta l'ingrezzo in sottovento sinistro 36. Per la 36, cognac 1024, riporteremo l'ingresso in sottovento sinistro per la pista 36, di Alfa 656. C'era un traffico in decollo, non lo vedo, quindi Occhio, sentiamo cosa fa. Allora, riduciamo ancora un po'. vedrai che qualcosa. Sì, Però, qualcosina la prendiamo. 30 nodi, tirati nord e 0 a terra, è pazzesco. Guarda che bello, non sembra Meraviglia. Natale, ma fai 2 foto. Esatto. Natale. Madonna che bellezza, adesso. Credo che... Alfa Sierra Charlie in volo agli 1-2, riporta lasciando Sierra 1. Ah, va sul serio. Credo che con questa luce in mano di esserci arrivato qua. Lo spettacolo. Pacchia, Sembra sei il pre-notturno, zio Paolo. che bello. 74. Pronto per Alfa 656, traffico in decollo, imbarco a sud, interrogazione. Sottovento sinistro 36 per simulato. Qua sotto. India Bravo, informazione del 30, riporta finale 36 lato destro. Riporta finale 36 destro, ciao ciao. 656 da 30, puoi ripetere scusa? Chiedevo se il traffico decollato in vento per andare a sud, interrogativo. L'elicottero intendi? Affermativo, sì. No, fa il circuito 36 in sottovento, base e poi riporta finale 36 lato destro, non per la pista. Ricevuto, guarda, allora noi siamo in sottovento 36 molto alti, a 3100 piedi, proseguiamo a sud e vi riporterò in lungo 36, sta per bene, siamo a 656. Per me non è nessun problema con l'elicottero in vista ovviamente. Con l'elicottero in vista riporteremo in lungo 36, Alfa 656. Ce l'hai? Sì, sì. Era in base quando ha iniziato a parlare, quindi adesso sarà in finale. Ok. Eccolo lì. C'ho la lucina. Esatto. No, si poteva anche esagerare un po' la discesa. No, 6 destro, ciao Ma se no, altro che 74. no, va bene così. Guarda un pochino delle Riporta in corso 36 temperature. corto 36 destro. Siamo chiusi completamente. Chiuderei lei. Sì, sì. Veramente un po' adesso. Ce la chiudo a 120 fa. No, chiaro, intendevo. Volo 2 persone a bordo di Ana Gariglio, pronto muovere. Bravo, 36, vento calmo, 1024, rulla lato destro, riporta tutta la partenza. 0246, riportato lato destro, col traffico di compagnia di Stato Bravo. Allora, sulle landing, per l'atterraggio ci manca l'elica, ma la mettiamo gradualmente dopo quando rallentiamo. Possiamo anche fare il giratore. Sì. Dai, elica dentro la pista. Trento, l'orso bruno è rientro. L'orso bruno. Yogi. Pronto, India Alfa 656, lungo 36. Alfa 656 da 30 da 36 libera per l'atterraggio, vento e calmo. Questo è libero, India Alfa 656. Dietro Oscar Lima India da 30. Trento Lima India, roveretto 3000 piedi in rientro. Dietro Oscar Lima India da 30, vento calmo 36, riporta in finale 36. Riportiamo finale 36, Lima India. Trento, India, Sierra Charlie sul giallo. Sierra Charlie 30, occupato per informazioni, frequenza 124, decimale 150, ciao. Tutto. 124, Full flap. Full flap, elica, abbiamo tutto per l'atterraggio. Landing accesa. Con le luci pista sarebbe stato ancora più bello. È vero, però Ma non pretendiamo. le luci delle macchine. Quindi la pista è questa?
Questa qua sì, quella, Questa? quella illuminata, osti. Così. E poi c'è il cartello, vedi c'è scritto. No, giusto. Poveri noi. Infatti qua, dai che entriamo al racconto. Un nodo mi dice. Porta qualche prima sul piazzale principale. Non usare in freno. Esatto. Ok, copiato, bravo, bravo. Incontra la polizia che cercava quell'altro, è dietro di te. Alfa 656 da Trenton solo agli 18 contro pista 36, libera dall'Alfa, grazie, ciao, buona serata. Agli 1-8 contro pista 36, libereremo all'Alfa. Ciao, buona serata anche a voi, buon lavoro. Il Alfa 656. Grazie. Agli 1-8. Con un tempo di volo di hotel, pronto alla 56. partenza, al lato destro 36. Bravo, vieni informazione da Trenton, lato destro 36, decolla a discrezione.